Nomi eccellenti e un traffico di rifiuti dal Friuli al Veneto e non solo. Si è chiusa con l'archiviazione e il proscioglimento degli indagati più importanti l'inchiesta avviata dalla DIA di Trieste. Trovano in auto sulla 4 con 760.000 euro in contanti. Un cittadino cinese li ha offerti alle Fiamme Gialle per corromperli affinché lo lasciassero andare. È stato condannato a 4 anni e mezzo di carcere. Sono 1.500 in regione i posti disponibili nelle amministrazioni locali, ma mancano le figure richieste. Si punta sullo smart working perché un singolo professionista copra più comuni. Magneti Marelli ha annunciato investimenti per 7 milioni all'automotive di Tolmezzo, stabilimento strategico, sostiene il gruppo. Qui grandi competenze, motivazione e facilità nel dialogo con le istituzioni. Martin Gasparini, 25enne di Ruda, si è trasferito negli Stati Uniti per coronare il sogno di giocare a baseball, ma dopo aver dovuto lasciare ha scelto il giavellotto e ha fatto segnare il secondo miglior risultato italiano stagionale. A tutti voi buonasera e ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. Nomi eccellenti, una montagna di rifiuti dal Friuli al Veneto, ma anche in Slovenia, Austria e Ungheria. L'inchiesta avviata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste si è chiusa con l'archiviazione e il proscioglimento degli indagati più importanti. Fra loro ci sono gli imprenditori Pietro e Michele Buzzi, amministratori delegati della Buzzi Unicem, Andrea Ramonda, amministratore delegato di Era Ambiente, e Angelo Mandato, amministratore di fatto di 8 società friulane venete, fra le quali la Bioman, il colosso di Maniago nel trattamento dei rifiuti. Ulteriori dettagli in merito all'inchiesta nel corso del nostro telegiornale. Ha offerto non una ma 38 mazzette da 20.000 euro alle Fiamme Gialle perché lo lasciassero andare dopo un controllo. Il Tribunale di Udine lo ha condannato a 4 anni e mezzo di carcere. Prendete i soldi e lasciateci andare. Queste parole, rivolte con insistenza ai militari delle Fiamme Gialle, sono costate carissime a un cinese di 41 anni, condannato oggi dal Tribunale di Udine a 4 anni e 6 mesi di reclusione per istigazione alla corruzione di pubblico ufficiale. E non si trattava di qualche banconota, ma di 760.000 euro in mazzette da 20.000 euro. L'episodio è avvenuto nell'aprile del 2016 nella stazione di servizio della 4 a Gonars. La Guardia di Finanza, che in precedenza aveva notato diversi viaggi sospetti dell'uomo, ha fermato l'automobile del cinese sulla quale viaggiava assieme a un parente di 37 anni verso la Slovenia. I soldi, di dubbia provenienza, erano nascosti in un vano appositamente creato nella vettura. Alla scoperta del contante, il condannato ha avanzato con decisione e insistenza la sua proposta, ripetendola anche quando era già stato portato in caserma alla Tisana. L'altro cittadino cinese è stato assolto. È stato rintracciato e arrestato a Udine un 21enne colombiano colpevole di aver ucciso a coltellate in Spagna un connazionale dopo una lite per futili motivi. Il 21enne era fuggito dopo l'accaduto, facendo perdere le proprie tracce, ma le forze dell'ordine spagnole lo hanno individuato nell'Interland udinese. Ad arrestarlo sono stati i colleghi della questura di Udine che lo hanno portato in carcere, dove ora attenderà il giudizio della Corte d'Appello. Un autotrasportatore sloveno è morto sulla A4 in un tamponamento tra mezzi pesanti che si è verificato tra San Stino e il nodo di Portogruaro. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 15 in direzione Trieste, ha coinvolto un tir sloveno carico di pellet e un auto articolato polacco che trasportava ferro. Il primo camion, guidato dalla vittima slovena, è andato ad impattare violentemente contro il secondo. Il tratto autostradale è stato interdetto alla viabilità dalle 15, la concessionaria autostradale ha istituito l'uscita obbligatoria al casello di San Stino per i mezzi in arrivo da Venezia e ha chiuso l'ingresso al casello per quanti erano diretti a Trieste. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco, il personale di Autovie Venete. Inevitabili le code lungo la A4. Come da previsioni peraltro nella direzione opposta verso Venezia, oggi traffico particolarmente intenso, tanti gli auto articolati in arrivo dal centro-est Europa diretti verso il nord Italia dopo i 2 giorni di stop alla circolazione per le festività in Slovenia.
Sono ancora critiche, anche se in lieve miglioramento, le condizioni del bracciante agricolo albanese accoltellato ieri a Morsano al Tagliamento da un collega. È ancora in prognosi riservata, ma non più in pericolo di vita, il bracciante agricolo albanese di 47 anni, accoltellato lunedì mattina in un campo a Morsano al Tagliamento da un collega e connazionale di 28 anni. I due, dipendenti della stessa azienda di San Giorgio della Richinvelda, stavano lavorando a poca distanza, piantando barbatelle, quando è scoppiato un diverbio, sfociato poi in una violenta aggressione a colpi di coltello a Serramanico. Il ferito, soccorso dal titolare Filippo D'Andrea e portato in ospedale a San Vito al Tagliamento, è stato operato e il decorso pare propendere per un esito positivo, nonostante l'uomo sia stato a lungo in pericolo di vita, visto che i fendenti, all'addome e all'inguine in particolare, hanno leso organi vitali. Resta in carcere a Udine l'aggressore, condotto dopo essere stato rintracciato dai carabinieri del comando di Pordenone, interrogato e accusato di tentato omicidio nell'ambito delle indagini coordinate dal PM della Procura di Pordenone Monica Carraturo. C'è ancora da fare chiarezza però sul motivo della lite e soprattutto su una reazione apparsa esagerata. Tra i due, come riferito anche dal loro titolare, non c'erano particolari screzi. Ancora scossa la moglie dell'uomo aggredito, anche lei dipendente dell'azienda, che ha assistito alla scena. Continua a pregare perché il marito sopravviva. Forse saremo i soli ad invocare la condanna per Mehran, lo scrivono i legali di parte civile all'approssimarsi del 6 maggio, quando arriverà il verdetto sull'imputabilità di Augusto Mehran, il cittadino dominicano che il 4 ottobre del 2019 uccise i poliziotti Pierluigi Rotta e Matteo De Menego in questura a Trieste. Mai, come in questo caso, scrivono, in una corte d'assise anche e soprattutto i giudici popolari sono chiamati a un difficile compito nel risolvere il dilemma tra ciò che la legge può provvedere e ciò che un senso di giustizia dovrebbe imporre. Ecco perché nella ricerca di quel senso di giustizia, in aula, probabilmente saremo noi e noi soli, avvocati di parte civile, a invocare la condanna di Mehran per il duplice omicidio. I legali fanno riferimento alla perizia del consulente della Corte del PM, secondo la quale l'imputato Mehran non era capace di volere al momento del fatto. Ciò porterebbe, concludono gli avvocati, a un non luogo a procedere che consentirebbe a Mehran di evitare la condanna. Nessun allarme classi pollaio in Friuli Venezia Giulia, dove semmai il problema è la mancanza di bambini e la difficoltà a formare le classi. Se ne è parlato oggi in Consiglio regionale, dove è stato fatto il punto sugli studenti ucraini inseriti nel sistema in Friuli Venezia Giulia, poco meno di 800. Sono 790 i profughi ucraini che frequentano le scuole del Friuli Venezia Giulia. Il dato è stato presentato dal direttore dell'ufficio scolastico Daniela Beltrame durante i lavori della sesta commissione del Consiglio regionale, nel corso della quale è stato fatto il punto sull'accoglienza. Secondo Beltrame, in realtà i 790 studenti non sarebbero tutti quelli arrivati sul territorio, in quanto una parte segue le lezioni da remoto con i docenti in Ucraina. 3 le fasi previste per l'accoglienza: la prima in corso, ovvero l'accoglienza nelle classi; la seconda prevede un'attività estiva con i patti di comunità e poi la terza con la programmazione del prossimo anno scolastico, sperando la guerra si chiuda prima. Importanti anche le risorse che sono arrivate dal Ministero e soprattutto dalla Regione. L'intervento della Regione è importante e ha consentito di completare tutte quelle che erano iniziative che altrimenti con i fondi provenienti solo dal Ministero non si sarebbero potute tenere. In particolare sicuramente per quanto riguarda i bambini, i ragazzi che arrivano dalla guerra in Ucraina, l'intervento è stato puntuale rispetto all'inserimento dei mediatori culturali, al rinnovo del bando e quindi all'apertura alle scuole di ulteriori 300.000 euro che saranno sicuramente incrementati ulteriormente per tutte le necessità legate all'inserimento dei bambini. Sul fronte delle notizie, durante i lavori della Commissione, Beltrame ha confermato che negli ultimi 2 anni gli studenti sono calati di 5.000 unità e questo ha portato comunque a una riduzione delle classi pollaio, ormai rarissime, visto che il Ministero ha mantenuto lo stesso numero di insegnanti sul territorio. Il problema è invece riuscire ad avere un numero minimo di studenti per aprire una nuova classe. Sono 1.500 in Friuli Venezia Giulia i posti disponibili nelle amministrazioni locali, ma non si trovano le figure richieste. Ed ora la Regione punta sullo smart working per far sì che un unico professionista possa seguire a distanza più comuni. Nonostante la Regione abbia cambiato le regole cancellando i tetti di spesa sul personale,
Gli amministratori da almeno 4 anni a questa parte continuano a trovarsi in grave difficoltà nella gestione dei comuni perché mancano le figure professionali competenti. Oggi i comuni non hanno problemi sulle assunzioni, potrebbero assumere 1500 unità di personale sparse su tutto il territorio regionale. Il problema è che oggi manca la materia prima, mancano le persone che partecipano ai concorsi, mancano le persone che vogliono entrare nei comuni per poter lavorare, in tutte le amministrazioni pubbliche in realtà. Il problema non riguarda più le norme, ma il contesto sociale che è mutato. La Regione a questo punto dovrà attrezzarsi con il personale a disposizione. Se il tema è quello del dipendente che manca perché non c'è un dipendente che va a lavorare in un determinato comune, sempre più probabilmente dovremo spingere sullo smart working per permettere a quel comune di reperire una forza lavoro che magari non è di quel comune, non è di quel territorio, uno dei tanti temi sul piatto per permettere ai comuni di affrontare tutte le difficoltà che hanno nell'immediato. Altro tema è quello dei segretari, invece questo sì è un tema che dipende da norme. Come sapete la competenza è statale, noi stiamo presentando la norma per poter regionalizzare l'albo dei segretari e quindi gestirlo in proprio per poter dare una risposta anche da quel punto di vista dai sindaci. Professionisti che sono fondamentali nei comuni anche per la gestione del PNRR. Il capitolo digitalizzazione in particolare è stato presentato oggi ai sindaci dagli assessori regionali Callari e Zilli. Con il collega Callari e Insiel oggi si è aperto un importante momento di confronto con i sindaci del territorio sulle sfide digitali legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un'occasione perché Regione Friuli Venezia Giulia con il suo partner Insiel possa fare da collettore delle esigenze dei nostri comuni per risolvere le problematiche ed essere percettori dei voucher legati ai bandi. Stop alla discussione sul bilancio in Consiglio Comunale a Gorizia. Oggi pomeriggio è caduto il numero legale, assente anche il sindaco Ziberna. Nuovo terremoto in Consiglio Comunale a Gorizia. Questo pomeriggio la seduta per votare il bilancio di previsione e il documento unico di programmazione si è conclusa molto in anticipo. Attorno alle 17 infatti è venuto a mancare il numero legale. In aula erano presenti solo 19 consiglieri con diverse defezioni tra i banchi della maggioranza. Assente anche il sindaco Rodolfo Ziberna, che aveva lasciato momentaneamente l'Assise per prendere parte a una commemorazione delle vittime delle foibe. A chiedere la verifica è stato Emanuele Traini di Gorizia, anche lui risultato assente. Il bilancio, da 150 milioni di euro, di cui oltre 70 milioni in opere pubbliche, rimane così ancora in attesa di approvazione. Uno stallo che replica quanto successo nell'ultima seduta del Consiglio, anch'essa rinviata a data di destinarsi, per il voto sul progetto dell'area dell'ex mercato d'Ingrosso. Ora bisognerà decidere quando riconvocare i consiglieri. Sarà il Presidente del Consiglio Comunale, Luca Cagliari, a richiamare i capigruppo, fissando la data, ormai però alla prossima settimana. Lo stesso numero 1 dell'Assise ha definito irresponsabile il comportamento di chi non era presente in aula, dopo aver invitato nei giorni scorsi al senso di responsabilità. Netta l'accusa da parte del centro-sinistra, che ha criticato aspramente la maggioranza di Ziberna, definendola ormai una minoranza, così il capogruppo del PD, Marco Rossi. Torniamo alla notizia d'apertura, la maxi inchiesta sui rifiuti trasportati dal Friuli in Veneto ed Est Europa. Proscioglimento per imprenditori dal nome altisonante come Pietro e Michele Buzzi, Andrea Ramonda e Angelo Mandato. Il servizio. È cominciato tutto con un controllo su un compost prodotto in Friuli dal colosso Bioman di Maniago. Alcuni parametri, secondo i carabinieri del NOE di Udine, non erano conformi a quelli previsti dalla legge. È scattata così una maxi inchiesta che ha portato al monitoraggio di centinaia di autocarri, a sofisticati controlli con i GPS, a riprese video segrete e alla ricostruzione di decine e decine di viaggi di tonnellate di rifiuti dal Friuli in Veneto, ma anche in Slovenia, Austria e Ungheria. Sul registro degli indagati della Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste
Trieste, alla quale alla fine è arrivato il fascicolo aperto 2 anni fa dalla Procura di Pordenone, sono finiti nomi eccellenti del calibro di Pietro e Michele Buzzi, amministratori delegati della Buzzi Unichem, Andrea Ramonda, amministratore delegato di Erambiente, e Angelo Mandato, amministratore di fatto di 8 società friulane e venete, fra le quali la stessa Bioman e la SNUA di Aviano. Tutti e 4 prosciolti lo scorso 11 aprile, ma la notizia è trapelata solo oggi, dal giudice distrettuale antimafia di Trieste su richiesta della stessa DDA triestina, che ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta con la sola esclusione di alcune posizioni e di alcuni episodi che sono ancora da approfondire. Secondo la DDA, i rifiuti urbani indifferenziati a bordo di quelle decine di camion che uscivano dalla Bioman e dalla SNUA con destinazione Veneto ed Est Europa violavano le norme che impongono alle regioni l'autosufficienza per questa tipologia di rifiuti. Niente di tutto ciò per la difesa degli indagati, che hanno sostenuto che quel materiale era destinato al recupero. Sono stati rimossi tutti gli alberi del MAI presenti a Gorizia. La decisione dopo il fatto avvenuto nella notte di sabato 30 aprile con una ragazza di Cormons rimasta gravemente ferita. Sono stati rimossi gli alberi del MAI presenti a Gorizia. La decisione è arrivata dagli uffici comunali dopo la vicenda accaduta nella notte di sabato 30 aprile a Piedimonte, quando un tronco di oltre 20 metri ha travolto una ragazza di 30 anni. Si tratta di Michela Sgubin, originaria di Cormons, le cui condizioni rimangono gravi ma stabili all'ospedale Catinara di Trieste. Oggi i tecnici del municipio hanno provveduto alla rimozione delle altre installazioni situate nei quartieri di Piuma, Sant'Andrea e San Mauro, che erano state erette nella medesima occasione. Come spiegato dal sindaco Rodolfo Ziberna, il comune non aveva infatti ricevuto alcuna richiesta di autorizzazione, con la successiva richiesta da parte di carabinieri e polizia locale di rimuovere le installazioni per il rischio sicurezza. Questa sera alle 20, presso la chiesa di Rosa Mistica a Cormons, la comunità reciterà il rosario, pregando a sostegno della salute della giovane Michela. Presidio unitario delle sigle sindacali questa mattina davanti alla prefettura di Pordenone. Le parti sociali chiedono che nella legge delega sui contratti pubblici venga inserita l'obbligatorietà della clausola sociale. Coinvolte in regione migliaia di persone che operano nelle mense, negli ospedali e nelle case di riposo. Mobilitazione nazionale per i lavoratori che operano negli appalti pubblici e privati. Oggi le sigle sindacali hanno fatto sentire la loro voce. A Pordenone è stato organizzato un presidio di fronte alla prefettura con seguente incontro dei delegati di CGIL, CISL e UIL con il prefetto Domenico Lione. Il tema è quello di rendere obbligatoria nella legge delega sui contratti pubblici la clausola sociale. Se diventa obbligatoria significa che il personale che esce da un'impresa, che perde l'appalto, deve essere obbligatoriamente assunto nell'azienda che subentra nell'appalto. Questi lavoratori e queste lavoratrici, ripeto soprattutto, vedrebbero a rischio il proprio posto di lavoro ogni qualvolta vi è la scadenza dell'appalto. Coinvolti migliaia di lavoratori in Friuli Venezia Giulia che operano nelle mense, nelle pulizie, nelle sanificazioni degli ospedali e delle case di riposo e nel settore della vigilanza. Io lavoro nelle pulizie di un ospedale, naturalmente in appalto, e sono fortemente preoccupata perché il nostro è un lavoro già di poche ore, pagate molto poco, e questo vorrebbe dire anche introdurre la precarietà nel nostro lavoro che fino adesso almeno era garantito. I sindacati uniti si sono già mossi con i ministri competenti e i rappresentanti politici del territorio. La CGIL regionale ha scritto per allertare sulla questione a tutte le deputate e deputati, senatori e senatrici eletti nelle circoscrizioni del Friuli Venezia Giulia ed anche al presidente della regione Federiga. Magneti Marelli ha annunciato investimenti per 7 milioni all'Automotive Lighting di Tolmezzo. Nel 2022 il gruppo Marelli investirà su Automotive Lighting di Tolmezzo quasi 7 milioni di euro. Lo ha detto il presidente di Marelli Europe, Ermanno Ferrari, intervenendo a una tavola rotonda promossa da CISL Alto Friuli e FIMCISL del Friuli Venezia Giulia. L'investimento sulla storica azienda, leader mondiale nella produzione e stampa di fanali posteriori per le vetture d'alta gamma delle principali case automobilistiche mondiali, è condizionato però a un'accelerazione dei percorsi di costruzione di competenze che non si trovano sul mercato
e che non abbiamo a sufficienza, ha sottolineato Ferrari, il quale ha aggiunto che ora è necessario fare un salto di qualità affrontando il cambio di paradigma che sta caratterizzando l'automotive. Anche nel mondo dei fanali quindi si deve ripartire da zero, cercando di essere i primi nelle nuove produzioni imposte dalle transizioni ecologiche e tecnologiche. Dal canto loro i rappresentanti sindacali Ferdinando Uliano, Giorgio Graziani, Alessandro Colautti e Fabiano Venuti, tutti della CISL e della FIM-CISL, hanno rimarcato l'importanza del gioco di squadra, in modo particolare in montagna, concetto ripreso anche dall'assessore regionale alle attività produttive Emidio Bini, che ha ricordato come proprio la collaborazione tra le parti abbia traghettato il Friuli Venezia Giulia fuori dalla pandemia. Sguardo aperto, trasformazione e soprattutto velocità sono le parole chiave emerse con forza e declinate anche dal rettore dell'Università di Udine Roberto Pinton. Approvato il bilancio 2021 dell'aeroporto del Friuli Venezia Giulia, confermati i vertici del CDA. Antonio Marano resta presidente del Consiglio di amministrazione dell'aeroporto del Friuli Venezia Giulia. A deciderlo è stata l'Assemblea dei Soci, che ha approvato il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Un bilancio che comunque ha risentito della situazione pandemica, ma che rispetto al 2020 ha fatto segnare solo segni positivi. Più 67% del traffico passeggeri, perdita ridotta del 60%, posizione finanziaria netta positiva per 176.000 euro e addirittura una EBITDA pari a 1,6 milioni di euro, il 306% rispetto all'anno precedente. I passeggeri sono passati dai 209.000 del 2020 ai 349.000 del 2021. Soddisfazione è stata espressa dalla Regione, che detiene il 45% delle quote di gestione. I risultati conseguiti, ha commentato l'assessore regionale Barbara Zilli, testimoniano la competenza e la professionalità degli amministratori, che si sono prodigati in un lavoro duro e faticoso a causa delle ripercussioni del Covid. Il bollettino del Covid, appunto, sono 1.169 i contagi complessivi emersi oggi attraverso 9.531 tamponi. 54 positività sono state riscontrate nel sistema sanitario regionale, 4 i decessi nelle ultime 24 ore, le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 3, i pazienti negli altri reparti sono 167. Il sindaco di Udine Pietro Fontanini è in isolamento, infatti il risultato positivo al Covid. Ieri si era sottoposto ad un tampone di controllo e così ha scoperto di aver contratto il virus. Contattato dalla redazione di Telefriuli, ha riferito di sentirsi bene, anche grazie alle 4 dosi di vaccino alle quali si è sottoposto. L'unico sintomo è un fastidioso raffreddore, ci ha detto. Il primo cittadino si trova ora isolato nella sua abitazione. Salvaguardare la produzione di latte delle stalle in condizioni di qualità, benessere animale e sostenibilità, diventando interprete economico a sostegno del settore lattiero-caseario della Regione, rafforzando la competitività delle imprese e valorizzando l'offerta su tutto il territorio. Sono gli obiettivi della società consortile, naturalmente da Latte Friulano, alla quale hanno aderito 13 aziende, 8 dell'Udinese, 5 del Pordenonese, che di fatto lavorano il 20% del latte prodotto in Friuli Venezia Giulia. La nuova realtà, che produce già prodotti freschi, freschissimi e formaggi stagionali, è stata presentata questa mattina nella Casa della Contadinanza al Castello di Udine ed è presieduta da Narciso Travanut. La Regione ha creduto nel progetto investendo 18 milioni di euro. Erano presenti oggi a Udine il Presidente del Consiglio regionale Zanin e l'assessore alle risorse agricole Zanier. E proprio Zanier ha fatto sapere che giovedì incontrerà i rappresentanti della filiera lattiero-casearia che chiedono da tempo un diverso riconoscimento economico in relazione alla produzione del latte. Noi giovedì 5 abbiamo un incontro con tutta la filiera, dalla distribuzione fino al mondo allevatoriale, perché gli interventi diretti in questa materia non sono di competenza dell'amministrazione regionale, quindi noi sui costi non possiamo intervenire. Attendiamo un provvedimento statale che abbiamo sentito nell'aria essere in dirittura di arrivo, però fino a che quello non arriva dobbiamo fare quell'opera di sensibilizzazione, perché c'è necessità di una ridistribuzione sostanzialmente dei valori all'interno della filiera, per un motivo molto semplice. Il primo soggetto che determina la sua soccombenza rispetto a questa crisi è il mondo dell'allevamento. Se l'allevamento va in soccombenza, semplicemente chiude e quella stalla non si riapre più.
Dopodiché è ben bello parlare di DOP, di prodotti fatti con il latte regionale, ma se le nostre stalle chiudono non avremo più nulla da trasformare e da produrre. Per cui ci sarà necessità di un lavoro da parte di tutti dove ognuno si fa carico di una quota di questa problematica enorme, che sappiamo che non sarà gestibile solo con le nostre forze, serviranno altri interventi, per riuscire perlomeno a dare quella boccata di ossigeno e sperare che questo periodo sia il più breve possibile. Due aggiornamenti di cronaca, 2 ragazzini sono stati aggrediti da uno, forse 2 cani lupo questo pomeriggio a Casali Braidis, nel comune di Premariacco. È successo lungo una salita che porta ad un'azienda agricola. Gli animali sarebbero scappati dalla proprietà raggiungendo i 2 amici. I cani hanno morso ad un braccio il primo ragazzino, al polpaccio il secondo. Alcuni residenti sono intervenuti mettendo in salvo i 2. Sul posto il 118 per le prime cure. I 2 sedicenni sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti. Sul posto anche i carabinieri che hanno individuato il proprietario degli animali. Fortunatamente, ha riferito il sindaco di Premariacco Michele De Sabata a Telefriuli, sembra che le ferite non siano gravi. Pericolo scampato nel pomeriggio in un distributore IP di Basiliano. Un'automobile condotta da una donna ha preso fuoco all'interno dell'area della stazione di servizio lungo la ex provinciale 10 in Viale Carnia. È successo alle 17:30, è rimasta coinvolta una Seat Ibiza. La donna aveva raggiunto il distributore per fare rifornimento. Ad evitare danni peggiori, la prontezza della conducente che, accorgendosi del fumo che usciva dal vano motore, ha deviato il percorso, riuscendo a parcheggiare la vettura qualche metro più in là rispetto agli erogatori di carburante. Indispensabile, come vedete nelle immagini, anche l'intervento dei vigili del fuoco. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata alle 10:33 di oggi in Friuli, con epicentro vicino a Preone. Secondo i primi dati diffusi dalla Protezione Civile regionale, la scossa si è verificata a 12 km di profondità. Il sisma è stato avvertito nell'area circostante l'epicentro. Il comune di Udine valorizzerà oltre 700 stemmi eraldici delle più note famiglie friulane grazie ad un lascito testamentario di 20.000 euro del conte Beretta. Grazie a un lascito testamentario di 20.000 euro del conte Antonio Beretta di Porcè Brugnera, deceduto nell'ottobre del 2021, i documenti araldici e genealogici con gli stemmi delle più importanti famiglie friulane dell'Archivio del Torso, custoditi nella Biblioteca Civica di Udine, saranno digitalizzati e resi disponibili online. A darne notizia è stato l'assessore alla cultura Fabrizio Cigolot nel corso dell'ultima riunione di giunta. Grazie al conte Antonio e grazie anche alle figlie che sono state molto disponibili per questa opportunità che danno al comune di utilizzare questi soldi e valorizzare questi stemmi alardici. Tra l'altro sono delle opere bellissime. Ecco, io invito anche coloro che non fossero degli esperti a recarsi presso la biblioteca per conoscere, prendendo appuntamento, perché sono delle opere, davvero delle piccole miniature delle grandi opere d'arte. L'assessore ha anche ricordato che sabato prossimo sarà possibile conoscere i vincitori del premio Nonino in un incontro che si terrà in castello dopo la festa in distilleria. Nulla di fatto nell'incontro terminato poco fa tra i sindacati e l'azienda sanitaria del Friuli Occidentale. Il tavolo era stato convocato dalla stessa ASPO alla luce dello sciopero del comparto indetto per il 13 maggio, che anche dopo l'incontro resta confermato. Le parti sociali lamentano il fatto che l'azienda non si sia presentata con un documento d'accordo riguardo alle indennità di turno, ma proponendo solo soluzioni future a voce. Per domani i sindacati hanno indetto una conferenza stampa nella quale spiegheranno nel dettaglio le loro ragioni e l'intera vicenda. Questa sera alle 21, appuntamento su Telefriuli con la trasmissione Lo Scrigno, è interamente dedicata alla Dunata Nazionale degli Alpini che l'8 maggio si svolgerà a Rimini. La puntata di questa sera si svolgerà nella sede ANA di Udine Sud con l'accompagnamento del coro Picozza di Carpacco. Che puntata sarà, Guido? Una puntata all'indirizzo della simpatia, dell'ilarità e soprattutto della spensieratezza, perché finalmente, nonostante questo momento veramente cupo, la prossima settimana non ci penseremo, sarà una settimana spensierata e poi ritorneremo con i piedi per terra a pensare a questa situazione che ci sta angosciando e non poco.
quindi riferimento al conflitto in Ucraina. Sono rappresentate tutte le sezioni, saranno rappresentate tutte le sezioni alpine del Friuli Venezia Giulia. Ovviamente c'è Dante Soravito De Franceschi, che è il presidente della sezione di Udine, prossimo anno ricordiamo dopo Rimini, e noi saremo presenti proprio lì domenica, e ci sarà al mio fianco anche Guido Aviani con il racconto della sfilata in diretta. Dicevo, di questa sera ci sarà anche il coro Picozza di Carpaco che ci accompagnerà in questa puntata dello Scrigno, dedicata sia alla dunata che si svolge fra 5 giorni a Rimini, con la collaborazione tecnica di Chiara Miscoria. Restituisco la linea allo studio. Al via l'Ecomuseo des Rois, i comuni di Reana del Roiale e Tavagnaco si sono uniti per avviare un percorso di valorizzazione del territorio che interessa le rogge di Udine e Palma. L'iniziativa, presentata ieri sera a Cavalicco di Tavagnaco, mira a coinvolgere direttamente la popolazione locale in una forma di tutela partecipata del paesaggio e degli elementi patrimoniali, quali testimonianze artistiche, archeologiche, etnografiche della tradizione. Il percorso è finalizzato al raggiungimento, tra poco meno di 3 anni, del riconoscimento di Ecomuseo da parte della Regione. Alla serata hanno preso parte tra gli altri il sindaco di Tavagnaco Lirutti, l'assessore alla cultura Comuzzo, il vice sindaco di Reana Zossi. Si replica l'11 maggio con una nuova presentazione, questa volta nella sala consiliare di Reana. E l'Associazione per il Bambino in Ospedale Avio Udine ha festeggiato i 20 anni di attività. I volontari si sono ritrovati a Feletto, accolti dall'albero delle foglie multicolori che vogliono rappresentare l'unione e l'apertura verso l'altro. Nel corso della serata sono stati premiati gli operatori che hanno fatto parte della lunga attività dell'associazione, nata nel 2001 per affiancare bambini e ragazzi ricoverati in ospedale. Avio Udine oggi conta una 50ina di volontari che in questi 2 lunghi anni di sospensione del servizio diretto in reparto al Santa Maria della Misericordia a causa della pandemia si sono messi in gioco attraverso corsi di aggiornamento, manifestazioni in piazza, aiuto agli hub vaccinali. Ora attendono solo il via libera dell'azienda sanitaria per rientrare in reparto. Noi ci fermiamo tra pochissimo, l'appuntamento con il nostro notiziario sportivo e a seguire le previsioni del tempo a cura di Antonino Renda. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata in compagnia di Telefriuli. Arrivederci.